Mirko De Girone, 3 punti che volevate, però a un certo punto il Giovinazzo, che è una bella squadra inspiegabile, quella posizione è riuscita a rientrare in partita, poi però chiaramente avete premuto sull'acceleratore e avete vinto. Giovinazzo è rientrato in partita meritatamente perché comunque ha fatto secondo me una buona gara e noi in casa soffriamo un po' di una tensione inspiegabile, anche, ne abbiamo parlato anche adesso a fine partita. Abbiamo questa tensione addosso che non ci fa giocare con tranquillità, serenità, cosa che facciamo sempre fuori casa e con prestazioni che poi avete visto. Però va bene, abbiamo fatto bottino pieno, io ci credevo anche alla fine perché comunque sia abbiamo spinto fino all'ultimo, addirittura negli ultimi minuti siamo stati più lucidi che quasi nella gran parte della partita e quindi va bene così, il punteggio va bene così, dobbiamo trovare però un rimedio a questa situazione. Una classifica che ora ride, anche sorride, all'inizio di stagione si era parlato di alzare l'asticella, terzo posto, però insomma è un bel risultato finora. No, ma sicuramente con i punti di stasera abbiamo superato i punti che ha fatto il CGC in tutto il campionato l'anno scorso, quindi questo è già un risultato buono a livello di punteggio. Naturalmente non siamo così presuntuosi, pensiamo che c'è ancora tanto da fare, lo abbiamo visto anche stasera, però la fortuna, come ti dicevo altre volte, è la consapevolezza e la voglia di venirci fuori, perché sembra un discorso pessimistico. Io sono molto felice della classifica, molto felice di come stiamo giocando fuori casa e come loro sono un po' più preoccupato di come giochiamo in casa, perché appunto abbiamo questa poca tranquillità che nessuno tra l'altro ci trasmette, non so, tensione o pressioni particolari. Vogliamo forse dimostrare al nostro pubblico, che ringrazio tra l'altro perché sembra molto presente, molto caloroso, vogliamo dimostrare chissà cosa, ma dobbiamo stare sereni perché abbiamo dimostrato di saper giocare partite di ben altro spessore. Il sabato ancora qua al Palabarzacchi arriva il Castiglione. Sì, anche lì con i piedi per terra cerchiamo di chiudere il 2025 con una vittoria, perché è giusto per noi, per regalarlo a noi stessi, soprattutto per quello che per come stiamo lavorando settimana per settimana, e naturalmente per regalarlo al nostro pubblico che, ripeto, che è molto presente e molto caloroso. Grazie Mirko, bocca al lupo.